Non c'è pace per la sicurezza nel Bassanese, oramai ogni giorno diventa un bollettino di furti tentati e riusciti, di effrazioni e di avvistamenti sospetti che non fanno dormire sonni tranquilli e visto che i malviventi colpiscono sempre più spesso la luce del sole, il livello dell'attenzione non può calare nemmeno di giorno. Dopo le razzie a Cassola, Nove, Bassano e Marostica, adesso nell'occhio del ciclone dei furti ci sono Tezze sul Brenta e Rossano Veneto. Proprio a Rossano l'ultimo episodio con ladri in azione venerdì in via Sant'Antonio e quartiere Ragazzi del 99. Alle 18 hanno tentato di entrare in un'abitazione dal portoncino mentre i residenti erano presenti in casa. Proprio quando il colpo stava riuscendo, alcuni membri della famiglia si sono imbattuti nei furfanti che a quel punto sono scappati. Stando alle testimonianze, i ladri erano in due, il terzo li stava aspettando a bordo di un Audi con la quale sono sfrecciati via. A Tezze la segnalazione di due persone incappucciate che si aggiravano tra le vie Bandi e Oriana Fallaci ha fatto scattare l'allerta tra gli abitanti della zona. La cittadinanza è preoccupata e in tal senso si è attivato anche il gruppo di minoranza Progetto per Tezze, proponendo di rafforzare le misure preventive e la sorveglianza. Tuttavia, il ciclone dei furti assomiglia sempre più a una tempesta perfetta per i malviventi che si estende su tutto il territorio. A Travettore di Rosà ha razziata una famiglia, mentre queste immagini si riferiscono a un'effrazione avvenuta la scorsa notte, poco dopo le 3, con un malintenzionato entrato nel cortile privato di un'abitazione in via Vettorazzi a Cavaso del Tomba, provando a forzare la serratura di servizio prima di allontanarsi dopo aver sentito abbaiare il cane. Ladri in azione anche in centro paese a Possagno e intanto le forze dell'ordine fanno sapere che il picco di furti previsto non è stato ancora raggiunto.